In che modo l'annuncio del Vangelo oggi può essere accattivante per i ragazzi delle scuole? I metodi per insegnare il Vangelo sono tantissimi, oggi ne abbiamo proposto uno. Abbiamo affrontato le parabole di Gesù e ci siamo fatti una domanda principale: perché Gesù parlava in parabole? Gesù parla in parabole perché le parabole illustrano dei comportamenti, parlano della vita, hanno un linguaggio molto vivo e quindi è molto importante capire quale linguaggio usiamo per parlare di Dio. Gesù fa capire che il linguaggio parabolico è il più adatto. E poi ancora le parabole sono non solo un metodo pedagogico corretto, un metodo per dialogare con tutti, con la gente, con le folle, ma anche per condurre gli ascoltatori a verità più alte e dunque per rivelare il mistero di Dio. Quindi oggi i docenti a scuola che cosa dovrebbero fare? Io penso che i docenti dovrebbero leggere direttamente i testi evangelici e privilegiare soprattutto il parlare in parabole, perché appunto è un linguaggio affascinante. Se le folle erano stupite nell'ascoltare Gesù, forse ancora i nostri studenti potrebbero rimanere stupiti appunto ascoltando le parabole di Gesù proposte dai docenti. Delle parabole a scuola già si parla, ma che cosa non si sta facendo quindi in questo momento? Io credo che sia possibile imparare a leggere più seriamente il testo. Si sorvola, si pensa di saperlo già tutto e invece bisogna entrare nel testo. Per esempio abbiamo affrontato la parabola del buon samaritano, di solito si sorvola sul personaggio del sacerdote della vita per fermarci sul personaggio del samaritano. E invece la domanda: perché il sacerdote non si ferma? Perché il levita non si ferma? E mettere in luce la loro omissione di bene, la mancanza di misericordia che Gesù denuncia come male. Omettere di fare il bene è un male.